Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spatacciamercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare delle due partite che si sono giocate oggi, due o tre partite che si sono giocate oggi, cioè Lecce-Roma e Sassuolo-Juventus, Juventus-Sassuolo, non mi ricordo. Vabbè, partiamo dalla prima che si è giocata alle 6, cioè Lecce-Roma. Roma che asfalta il Lecce per 2-0, va il gol al 14° minuto Evan Ferguson e va il gol al 72° minuto Artem Dovbyk. Io speravo che il Lecce faceva la partita come quella della Juventus, che praticamente riusciva a fermarla, a fermare una big del nostro campionato e riuscire a fermare il suo processo della Champions, di far arrivare la Roma in Champions. Però forse il Lecce in questa partita non ci è riuscito. Vabbè, però diciamo anche se il Napoli non ha giocato, l'Inter non ha giocato, Milan non ha giocato, varie big di questo campionato non hanno giocato, non c'è tra virgolette niente da dire, non è niente ancora perso. Ma non mi ricordo la classifica, Roma che dovrebbe essere quarta, no perché la Juventus ha vinto, quindi dovrebbe essere classifica Inter, Milan, Napoli, Roma e Juventus, non vorrei dire una scemità. Poi, prima di parlare della partita del Sassuolo, di Sassuolo-Juve, ehm, ho preso il microfono, sono riuscito a collegarlo alla cassa del telefono e fatemi sapere se qui sotto nei commenti se si sente bene questo microfono, se l'audio è migliorato oppure peggiorato rispetto ad altri video. Vabbè, ora parliamo della Juventus che in questo momento sta ancora giocando. Ehm, sta ancora giocando, sta tipo all'80°, è quasi finita. Ah no, cioè, scusate, è appena terminata. Pensavo che era ancora finita. E Juventus che vince per 3-0, per 0-3 perché la Juventus gioca in trasferta. Juventus che se posso dire ha stradominato il Sassuolo, ci ha messo i piedi in testa, diciamocelo. Fa autogol al 16° Mlarenovic, fa autogol pure scema, secondo me. Poi Fabio Miretti al 62° minuto segna il 2-0 e poi dopo un minuto, non so come hanno segnato troppo in un minuto che sempre questa fortuna che segnano, in alcune partite segnano sempre dopo un minuto, troppo un minuto, dacci come fanno. E segna David, Jonathan David al 63°, che David che la scorsa partita ha sbagliato il rigore, quindi tra virgolette si è riscattato, ha fatto vedere ai tifosi della Juventus che è capace anche lui di segnare, poi è stato di nuovo pigliato per Chris perché era in scadenza in Liga ne ha fatto i sfracelli, forse pure per Chris la Juventus l'ha pigliato, però la Liga, cioè la Serie A francese è molto inferiore al campionato italiano. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, adieu.